Presenti, molti di voi emigranti nella loro vita, in qualche misura riflettevo anch'io, ho un titolo perlomeno per essere presente in questa giornata. Tante volte commentando la mia storia, il mio servizio alla Santa Sede, ho detto che ciò che meglio so fare nella vita è portare le valigie. L'ho fatto tutta la mia vita, portando valigie per il mondo, quindi conosco ciò che significa lasciare la casa, lasciare il campanile, lasciare la propria parrocchia, lasciare la propria comunità, lasciare le proprie montagne, le proprie colline, i propri fiumi, quella che è la realtà e le radici che ci portiamo nel cuore dalla più tenera infanzia. E pertanto per tutti voi e per tutti noi una giornata, un momento di grande memoria, un momento di gratitudine e un momento di speranza. Memoria per tutto ciò che nella vostra vita ha significato appunto il partire, il lasciare e poi il trovare, il ricostruire, il farsi un'altra storia con una lingua, con una cultura, con un mestiere, tutto ciò che tanti di voi hanno veramente vissuto e talvolta con sofferenza, con solitudine, con profonda nostalgia nel cuore. La famiglia che ha sostenuto persone care, persone amiche. Un emigrante è purtroppo tante volte solo, ma non è mai solo. C'è sempre qualcuno che lo pensa, qualcuno che lo ricorda e anche qualcuno che lo sostiene. Ma tuttavia vorrei che in questo momento, nel gettare lo sguardo all'indietro, guardaste anche avanti. Avete i figli, avete i nipoti, ecco, su queste radici della immigrazione avete costruito una vita e l'avete costruita per voi, ma soprattutto per chi è venuto dopo di voi e ha raccolto quella valigia e ha raccolto spesso quel gruzzolo che in qualche maniera con grande sacrificio avete raccolto in tanti altri paesi, ma soprattutto una speranza in Dio,
vorrei che questo momento, in questa bellissima conca del Cansiglio, noi aprissimo il nostro sguardo a questa realtà che ci supera, che ci trascende, che però è profondamente radicata proprio nella nostra storia di trevigiani e di veneti, la nostra fede cristiana, una fede che ci ha accompagnato attraverso il parroco, attraverso il sacerdote, attraverso la preghiera appresa dai genitori e dai nonni, appartiene al nostro domani. In questa celebrazione eucaristica chiediamo al Signore questa benedizione di Dio su di noi e che ci dia un cuore semplice, buono, umile, che veramente tema il tuo nome. Santo, que has donado a la Iglesia el Papa Francisco, dónale el tiempo y la fuerza para introducir en ella los cambios que son de tu agrado, y a todos nosotros la sabiduría de comprender que se trata de tu voluntad. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che hai donato alla Chiesa Papa Francesco, dona a lui il tempo e la forza per portare avanti in essa i cambiamenti a te graditi e a tutti noi la saggezza per capire che si tratta della tua volontà. Per questo noi ti preghiamo. Ascolta, Signore. Il periodo dell'emigrazione. Ringrazio le autorità che con attenzione ai veneti che hanno questa esperienza molto preziosa anche per noi, che possono portare quello che è il frutto di fatiche e anche di molta cultura diversa dalla nostra, penso soprattutto alla montagna e all'alta montagna. Ho pregato perché, sentendomi così onorato di partecipare, di ascoltare Sua Eminenza, il Cardinale Beniamino Stella, e aver pregato con tutti voi, possiamo insieme non tradire quella pietra preziosa che portiamo come veneti nel cuore dal momento del nostro battesimo, e possiamo servire l'umanità, anche quella più in difficoltà che oggi conosciamo, chi è vittima di guerre, ma chi è vittima anche di tante sopraffazioni vicine e lontane. Grazie e buona domenica a tutti. L'azione disponga nella sua pace i nostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Che ne ha messo le ali. Adesso che cediamo la parola, procediamo dandogli la parola in rapida successione, col saluto del Presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo, oltre che del coordinamento delle associazioni Veneto Guido Campagnolo, a seguire saluto del Vicepresidente della Consulta
veneta nel mondo, Luciano Sacchetta, che viene da Montevideo, e la consulta non è cosa di poco conto, la consulta parla anche di queste cose, è nata da lì la giornata di oggi, con nostra proposta consultori di Treviso, Masini e Campagnolo, entusiasta ha recepito immediatamente. E di tutte le associazioni venete dell'emigrazione che rappresento, saluto e ringrazio per la presenza Sua Eminenza il Cardinale Beniamino Stella, Sua Eccellenza il Vescovo di Belluno Giuseppe Andri e tutti i sacerdoti concelebranti. Saluto rinnovando stima e amicizia di tutte le associazioni il Presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia. Ringrazio per la presenza anche Sua Eccellenza il Prefetto di Treviso Maroso Maria Augusta, le autorità regionali, provinciali e i numerosi sindaci sempre presenti. Chi vive ancora i momenti di difficoltà, chi ha scelto di tornare. Festeggiamo con orgoglio il successo delle comunità venete nel mondo, ma non dimentichiamo le storie di integrazioni più difficili e faticose. 5 milioni sono i veneti partiti alla volta dei 5 continenti. Direi che questo applauso, con un attimo di silenzio, lo dobbiamo dedicare come benvenuto al Cardinale Veneto, Sua Eminenza Beniamino Stella. Fatelo bene, perché sarà, non viene più, stai tranquillo, e so benissimo che le prediche devono essere corte e soppresse lunghe, però sarà anche scontato, ma siccome oggi qui abbiamo la festa dei Veneti nel mondo e ringraziamo i trevisani del mondo per l'ospitalità, per l'organizzazione, la consulta, un po' tutti, a iniziare da Riccardo Masini, che poi magari dietro le quinte è lui che poi dà carbone ai motori. Voglio dirvi che sarà anche scontato, ma è bene che ricordiamo che Sua Eminenza Stella è uno dei cardinali veneti dell'ultimo concistoro. Io ho provato l'emozione di quel concistoro, ci siamo conosciuti, l'ho salutato quel giorno e devo dire che l'emozione di vedere due papi che si incontrano, perché quel giorno abbiamo visto Papa Francesco e Papa Benedetto, e sapere che Papa Francesco ha scelto la qualità e la serietà dei veneti ci inorgoglisce ancora di più. Un saluto ovviamente a Sua Eccellenza il Monsignore Vescovo di Belluno, che è andato via ma che salutiamo, a tutti i concelebranti, un saluto al coro, alla banda, insomma a tutti quelli che sono qui, a quelli che hanno lavorato, la protezione civile. Due brevi considerazioni. Io dovrei iniziare con un grazie. Grazie a tutti gli emigranti veneti che in giro per il mondo ci fanno fare bella figura. Mai nessuno quando vado all'estero mi ferma per parlarmi male dei veneti nel mondo, mai nessuno mi scrive di riportare a casa qualche veneto che è in galera, perché noi non siamo andati a riempire le galere, ma siamo andati a portare il verbo, siamo andati a portare l'energia dei veneti. Ho apprezzato e ho ascoltato l'omelia di Sua Eminenza e vado a chiudere perché non mi sembra il caso di farne un'altra, e i riferimenti alla cristianità, a quelle radici cristiane che noi cattolici comunque abbiamo, non si fermano solo nel difendere il crocifisso nelle scuole, che non è un altro bigotto di qualche amministratore, o pensare che a Natale nei nostri asili vogliamo ancora il presepe, ma quello di pensare che questa comunità conosce la solidarietà, conosce la compassione. Eminenza, una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, ma è altrettanto vero che le regole per noi sono regole, vanno rispettate. Qui si viene qui si viene per comportarsi bene, per lavorare e con un progetto di integrazione.
Siamo anche convinti che in questo momento, davanti a un esodo biblico che non possiamo non vedere, e alla tragedia di molti cittadini, di molte donne, uomini, bambini, cittadini del mondo, noi dobbiamo avere un atteggiamento che è anche quello di essere concreti, sicuramente dell'aiuto, ma anche di pensare che il progetto non può essere quello che l'Africa deve svuotarsi e dovrà essere occupata dai cinesi come sta accadendo, ma che è quella di aiutarli a casa loro, farlo concretamente, come fanno molte delle nostre missioni, molti dei nostri missionari, che capiscono che se un cittadino, una donna fa 80 km al giorno, come accade in Sud Sudan, una missione delle nostre suore, per fare il pieno di un secchio d'acqua, è altrettanto vero che magari realizzando dei pozzi che abbiamo realizzato, in quel villaggio nasce l'agricoltura, nasce la possibilità di sfamarsi, e così in molte altre missioni. Io penso che questo sia il messaggio che dobbiamo mandare. Io vi ringrazio veramente di cuore per quello che avete fatto, che fate, e quando guardate parliamo di immigrazione io dico che un modello vincente ce l'abbiamo, è quello veneto. Grazie e buongiorno a tutti.